Bentornati a un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Parliamo ovviamente del ciclone che adesso si sta situando sulla Gran Bretagna. Si tratta dell'ex uragano che ha colpito i Caraibi e che giustamente adesso condizionerà il tempo in Europa, portando nuovi flussi instabili diretti e molto freschi sul nord Italia, a parte del centro. Andiamo a vedere ovviamente questa perturbazione. Si tratta dell'ex uragano Erin, che ha portato in intensa fase di maltempo sull'oceano, quindi parliamo dei Caraibi, e fortissime raffiche, e questo uragano è poi andato a formarsi un ciclone e di conseguenza si è passati nella giornata di domenica a una fase più ciclonica, quindi essendo che ha raggiunto ovviamente aria più fredda andando verso la Gran Bretagna, ha portato quindi questo tragitto ad attenuarsi e quindi a diventare un semplice ciclone, ma che comunque indiera più fronti instabili diretti proprio verso il nord Italia. Probabilmente assisteremo a una fase anche nella giornata di lunedì 1 settembre, ma ancora da valutare ovviamente. E mentre il nord vivrà un periodo con maltempo, avremo, come vedete, il sud Italia che si avvicinerà a un campo esteso di alta pressione africana e che porterà quindi bel tempo e stabilità piena, con temperature anche fino a 38-39 gradi, specie sulla Sardegna. Guardate, dopo la giornata di martedì, nel contesto stabile dappertutto, con comunque primi accenni temporaleschi solamente sulla Francia, proprio per l'avvicinamento di quest'area umida dovuta al ciclone, le aree più colpite saranno proprio queste. La direzione, la spinta dei venti porterà alla distribuzione delle piogge e dei temporali proprio su queste aree dovute appunto alla formazione di questo ciclone, quindi i venti soffieranno ovviamente da ovest, sotto la spinta poi di venti sud-occidentali e quindi sciroccali, dove appunto il sud vivrà temperature almeno fino alla giornata di venerdì molto sopra la media del periodo, e quindi questo condizionamento poi vivrà un clima più fresco sul resto del sud comunque nel weekend, quindi sarà comunque un'ondata molto breve di caldo, e quindi vediamo proprio la giornata di mercoledì e vedrà appunto l'avvicinarsi di questo fronte temporalesco che comunque già, attenzione, a partire dalla serata porterà proprio nella giornata di mercoledì qualche rovescio temporale sulle regioni del nord-ovest, proprio a partire dalle zone montane, parliamo delle zone alpine ovviamente, che porteranno un'estensione fino alle pianure piemontesi, parliamo delle medio-alte pianure piemontesi e lombarde entro la serata, con fenomeni che potranno assumere anche forte intensità. Altrove invece sarà possibile, attenzione, non esclusa la formazione anche di un temporale tra il Vicentino e le zone prealpine, quindi parliamo del settore del Veneto, qualche piovasco sparso anche sul Trentino. Mentre la giornata di giovedì, come vedete, si avvicina questo profondo ciclone proprio sul Golfo del Leone, si avvicina verso il Ligure e porterà condizioni di maltempo molto forti al nord-ovest fin dalle prime ore della giornata, con condizioni ovviamente molto instabili su Valle d'Aosta e l'Alta Lombardia, dove potremo avere anche il rischio di nubifragi, quindi la distribuzione di precipitazioni più intensa, e il maltempo si estenderà poi ovviamente anche sulla Liguria, anche qui il rischio di locali nubifragi, e poi sul Trentino Alto Adige, il Veneto e il Friuli Venezia Giulia, soprattutto sulle zone approssimate ai rilievi, sulle pedemontane e sulle zone prealpine. Si potranno insomma superare anche in meno di 24 ore i 100 mm di pioggia, pensate, non solo sul Piemonte nord-orientale, ma anche sulla Alta Lombardia e localmente, attenzione, anche sulla fascia prealpina e pedemontana, proprio per nubifragi. Altrove non assisteremo comunque a precipitazioni, ma si intensificheranno, attenzione, proprio nella giornata di venerdì, quando la distribuzione dei fenomeni raggiungerà non solo il nord, ancora una volta per portare rovesce temporali e la distribuzione ancora molto intensa di precipitazioni sulla Alta Lombardia, ma anche sulle regioni del centro, quindi soprattutto colpita la Toscana, le Marche, poi abbiamo anche il Lazio
e sull'Umbria. Localmente anche qui avremo dei forti temporali accompagnati da nubifragi, grandinate improvvise e forti raffiche di vento che soffieranno proprio da sud-ovest. La possibilità poi che nella notte, proprio tra la serata di giovedì e poi nella nottata di venerdì, qualche pioggia, comunque rovescio, possa transitare anche sulla Sardegna, soleggiato sul resto del sud tra qualche velatura sottile. Quindi questa è la fase che agirà maggiormente. Meno sarà colpita, come vedete, l'Emilia Romagna e soprattutto il resto del comparto adriatico, ma le temperature comunque caleranno anche su questi settori. Infatti, guardando proprio le termiche, notiamo proprio come dalla giornata di giovedì, passando da temperature superiori alla media stagionale, molto superiori, soprattutto lungo il versante, come vedete, del medio-basso adriatico e sulle due isole maggiori, si passerà poi a un calo termico più deciso venerdì, con temperature anche sotto la media su tutto quanto il nord, mentre insomma dal fiume Po in giù le temperature si manterranno anche sopra i 28 gradi. Altrove, come vedete, il calo termico sarà più significativo a partire dalla Sardegna, ancora però tanto caldo invece sulla Puglia, soprattutto sul Tavoliere, e ancora una volta sul Molise, sulla Calabria, insomma valori anche fino a 36 gradi, pensate. Come vedete, il cambio di scenario potrebbe aversi appunto dal 30, sabato 30, nel weekend, quando assisteremo a una piccola pausa proprio da questa fase instabile, ma con ovviamente cielo nel contesto sereno poco nuvoloso. Qualche ultimo fenomeno pomeridiano potrebbe avvenire solo sull'Appennino centro-meridionale. E poi attenzione, perché comunque le piogge continueranno a rimanere persistenti almeno fino al 1 settembre, quindi avremo ancora passaggi instabili proprio dovuto a questa saccatura che continua insomma a portare forte maltempo stazionaria sempre lì sull'Inghilterra, che continuerà quindi a portare invio di correnti molto instabili. Ne riparleremo ovviamente nel corso dei prossimi aggiornamenti meteo. Continuate a seguirci per non perdere ogni appuntamento meteo.